numero 3 oggi in maglia blu, mentre qui c'è questa palla in verticale per Di Fatta che in posizione regolare in area. Di Fatta incrocia, vantaggio Don Carlo col diagonale vincente di Salvo Di Fatta che al settimo la sblocca. È già 1-0 per il Misilmeri. Fischia l'arbitro, parte Rappa con la palla che rimane lì dopo l'intervento di Salvo, poi è andato a terra anche Tamayo, tutto ok per l'arbitro. Mineo può correre, attenzione perché c'è ripartenza del numero 4 da Don Carlo, si stacca Garriga, la palla è per lui, Garriga la fa scivolare, incrocia col sinistro, la palla però non becca lo specchio della porta. 2006, pallone che arriva dalle parti di Fatta, poi Garriga anticipato da Gonzales, ma arriva come un treno Cusumano che tocca per Garriga, posizione regolare, Garriga incrocia, la porta questa volta la trova Caramanno non benissimo, Zerbo, la parata di Salvo a negare il gol a Gaetano Zerbo, non senza difficoltà nel controllo. Bonello, Rappa, pallone al limite, Russo ancora Rappa, calcia, blocca, senza grossi problemi di Salvo. Mineo si muove davanti a lui, Di Fatta che riceve, Di Fatta verso l'area, recuperato da Follari, resiste Di Fatta che prova a calciare, Tarantino e poi allontana Tamayo che subisce fallo da Garriga e c'è giallo. La punizione di Rappa che indirizza verso l'area, colpo di testa da parte di Bonello, blocca Di Salvo. Battuta dalla bandierina con Russo che mette in mezzo, la palla rimane lì, calciata, poi Zerbo, la porta è vuota! Gaetano Zerbo non molla mai, non si ferma mai, il bomber dannata, il bomber d'altri tempi della Parmaval che si ritrova la palla sui piedi e trova l'1-1. Alla seconda esperienza nel calcio italiano, proprio dopo quella di Massafra. Occhio alla punizione che arriva nell'area della Parmaval e c'è la traversa colpita da Cusumano. Corre Bonello, alla sinistra corre Birardi, lo vede, lo serve. Birardi col cross fiondato, colpo di testa, poi la palla diventa buona per la conclusione di Gonzales che sibila alla destra di Di Salvo. Per la Parmaval con Rappa che cerca la corsa di Bonello, Vitale col tagliafuori, Bonello però riesce a gestirla, ancora Bonello con energia su Vitale, calcia Bonello, respinge Di Salvo e poi allontana Caramanno. Con le mani Vitale, la palla in aria, Garriga fermato da Russo, poi Di Fatta, al limite Di Fatta, sinistro, fuori. La punizione con Russo che la mette dentro, colpo di testa di Bonello, attenzione sul secondo palo, Birardi ripropone, Tamayo liscia e poi Di Salvo salva su Bonello, ma che occasione! Bonello, il cross, pallone colpito a Ruffino in qualche modo, poi attenzione perché rimane lì il pallone, ribaudo! Vantaggio Parmaval con il nuovo entrato, ma fuori gioco, era avvisato dal direttore di gara, allora non vale il gol di Ribaudo. Palla ancora per la Don Carlo, soffre adesso la Parmaval, Cusumano si defila per il cross, secondo palo, Ruffino mette in mezzo Canitano! Proprio l'ultimo arrivato, Lautaro Canitano sull'assist di Ruffino, il gol del 2-1, festeggia la Don Carlo, corre davanti ai tifosi, anche Ruffino che con l'assist, con la sponda vincente ha servito Canitano, gol alla prima e 2-1 Don Carlo al 90°. C'è la punizione, 5:20 oltre il 90°, il direttore di gara ha il fischietto alla bocca, fischia 3 volte e la Don Carlo Misilmeri espugna il Francolo Monaco di Palermo, batte la Parmaval 2-1, torna a vincere.